Ringrazio la professoressa Maggio per aver aperto e anche sollecitato nel mio caso la partecipazione di non medici, non ingegneri e non informatici a questo tipo di scambio. Noi delle scienze protette morte, diceva Eco tanto tempo fa, alla fine non troviamo sempre spazio di questo tipo di scambio, in effetti. Dico questo perché citerò nei miei 4 minuti, non sempre ricordando il nome, alcune espressioni che mi hanno molto colpito. Dunque, il professor Castelli ci ha sollecitato a vedere le cause distanti della morte di tutte le aue e di tutti i piccoli delle aue. Il progetto a cui noi vediamo è un progetto di carattere teorico che è volto al raffinamento di strumenti teorici e metodologici per lo studio delle ricadute spaziali delle diseguaglianze. Quindi per lo studio delle relazioni che portano al formarsi del concetto stesso di diversità e diseguaglianza, alla strutturazione dello spazio che ne consegue e alle ricadute che questi aspetti hanno sullo stato di permanenza, superamento e peggioramento delle diseguaglianze. Come fare? Abbiamo creato un gruppo di lavoro che è composto al momento una ricerca che è nata in questi mesi in occasione di un mio periodo di professione visita in Colombia, paese nel quale io ho anche adottato, per cui conosco anche le dinamiche che stanno alle spalle di queste situazioni. Abbiamo aperto una convenzione interdipartimentale tra il Dipartimento Tesis e il Dipartimento di Geografia dell'Università Nazionale di Colombia, che è una delle 3 o 4 comprese nei ranking internazionali, e svolgiamo questo progetto anche in collaborazione, per quanto non sia ancora stato formalizzato, con l'Università di San Paolo. Chi mi ha preceduto ha avuto modo di usare anche altre forme di definire ciò che è necessario fare in quanto Ateneo, in quanto università. Qualcuno ha detto l'azione pubblicale. L'obiettivo è quello di, nell'arco dei 5 anni, accogliere contributi sia da questi paesi, sia dal nostro paese, sia da altri paesi dell'Europa in merito a queste tematiche. La prima scadenza è il 21-22 di ottobre, con un convegno in lingua spagnola e italiana in questa sede. Seguirà nel 2015 un'analoga iniziativa in Colombia e nel 2018 nel Brasile, per analizzare appunto quali siano le situazioni che si trovano in questi paesi, ma soprattutto per condividere e implementare a nostro avviso, a nostra attenzione, strumenti di analisi. Uno dei miei 2 grandi riferimenti, il professor Salgado, in una riunione con noi colombiani, ha detto: sì, ma che fare? La geografia fa, non solo analizza. Il che fare, essendo un gruppo in Colombia a cui partecipano anche sociologi, architetti e urbanisti, di fatto è già implicito nei loro studi, perché, come loro dicono, in Colombia si teorizza poco, si fa molto, e quindi gli stessi architetti che parleranno in questa sede negli ultimi 30 anni hanno, dicono orgogliosamente, ricostruito con fognature, eccetera, tutta una parte di quella arboreale. Non di meno è un progetto molto giovane che spera nella formalizzazione di trovare poi tutti i mezzi per incidere materialmente nella possibilità della ricerca del campo. Vive anche di un'apertura interna al Dipartimento all'Ateneo con un progetto relativo alle identità culturali e alle loro rappresentazioni che è partito in questi mesi e vede il coinvolgimento di storici e storici dell'arte, geografi e antropologi